Adesso è il momento di Rosolina, con la loro eccellenza che presentano questa sera il Verde Mondo. Prego sia il sindaco Franco Vitale e i rappresentanti Nicola Oselladore e Velandro Simone. Leggiamo le motivazioni. Il verde mondo quando il vecchio diventa nuovo. Adesso spieghiamo il perché di questo. Prego signori. Abbiamo anche tre giovani rappresentanti. Siete voi? Loro saranno il futuro o sono già presenti? Sono già presenti. Sindaco, buonasera. Allora, leggiamo la motivazione. È un'azienda che, visto che parliamo di economia 2.0, ha 24.800 mi piace in Facebook, 9.200 subscriber YouTube, 2.500 iscritti Instagram. A Rosolino si sviluppa la nuova cultura rurale via web. Poi ci spiegherete il vostro core business sul discorso agricolo. Sappiamo che siete i numeri uno per quanto riguarda le galline, dopo questo lo vogliamo sapere. Però avete usato un mezzo che forse qua in Polesine ancora in pochi usano, che è appunto il web. È un'azienda radicata nel territorio che naturalmente guarda il mondo. L'azienda conta 5 dipendenti, tutti residenti tra Rosolina e paesi limitrofi, ha 3.000 utenti al giorno nel sito, ha 15 clienti al giorno e per chi si intende un po' di web sono numeri non importanti di più, sono numeri quasi a livello cinese, non lo sto dicendo per numeri veramente da complimenti. E il 100-200% di crescita l'anno nel 2015. Il verde mondo, complimenti. Allora, la vocazione turistica dalla parte agricola dall'altra di Rosolina la sappiamo tutti. Ci sono eccellenze anche nel settore delle verdure e altro del nostro paese. Si aspettava un'esplosione di questo tipo attraverso il web, perché ricordiamo poi che voi commercializzate quasi esclusivamente sul web. Esclusivamente. Ce l'aspettava, sindaco? Allora, buonasera a tutti. Allora, non me lo aspettavo, e proprio per questo che come amministrazione abbiamo così premiato questa giovane azienda proprio a fronte di quello che deve essere il futuro per i nostri giovani. Qua abbiamo i comuni delle aree interne. Spesso si parla di aree interne che siamo stati riconosciuti proprio dal Ministero per le difficoltà del nostro territorio. E il fatto che, lo diciamo sempre, non vogliamo che i nostri giovani facciano le valigie e vadano all'estero, perché le capacità e le potenzialità nel nostro territorio ci sono e noi politici dobbiamo saper fare di tutto per mantenere le nostre radici, ma soprattutto i giovani che nel proprio territorio possano esprimere le proprie capacità. Quindi motivo in più su quella che è la logica aziendale di Simone e di Nicola è stato guardare le radici, quello che una volta si faceva con l'azienda di famiglia, con l'economia di famiglia. E non a caso domani a Rosolina, assieme a tutti i comuni del Delta, festeggiamo i nonni, anche se è il 2 ottobre, ma lo facciamo proprio con uno spirito di continuità delle nostre generazioni e nel dire grazie a quello che i nonni ci hanno insegnato. Loro hanno avuto il coraggio di mettersi sul mercato sfidando l'economia cinese e hanno saputo fare mercato. Stasera hanno anche i loro figli, ho detto venite con loro perché credo che sia un bel sponsor per tutti noi per continuare a dire rimaniamo nel nostro magnifico Delta. Grazie sindaco, ma soprattutto grazie a Nicola e a Simone. A chi chiedo qualcosa? Nicola. Allora Nicola, aspetta che mi metto qua vicino a te. Come ti chiami? Riccardo. Riccardo, sei figlio? Sei figlio di lui? E tu sei la figlia e tu? 2-1? Ah, 2. Allora, Nicola, abbiamo parlato, tu fai l'economia sfruttando le capacità e le potenzialità del web. Quali sono le difficoltà che hai incontrato? E poi ti chiedo, siccome so che tu veramente commercializzi con tutto il mondo, com'è difficile, non facile, partire da Rosolina
sia per la logistica, perché... Quanto bravo sei? Allora, noi quando siamo partiti 5 anni fa, 6 anni fa, ci dicevano che ci prendevano in giro, dicevano che noi eravamo i venditori deponari, no? E noi in realtà avevamo un'idea precisa, noi come hai detto tu siamo sul web, lo sappiamo fare bene, i risultati parlano per noi, quindi la nostra è un'azienda principalmente innovativa, perché sappiamo sfruttare il web, sappiamo fare content marketing, digital marketing e quindi siamo ai livelli secondo me di grandi aziende di settore. Però abbiamo unito, noi perché siamo partiti a vendere pollai? Perché noi non è che noi siamo partiti dalle galline. Noi abbiamo comprato delle galline quando sono nati i nostri figli, abbiamo acquistato 2 galline per dare la possibilità a loro di vivere questa esperienza che io non ho vissuto, mia mamma ha vissuto, mia nonna ha vissuto, e quindi ho capito che ci sarebbe stata un'interruzione di questa cosa. Io ho vissuto a Londra per un periodo della mia vita, sono tornato e quando sono tornato a Rosolina, quindi ci vivo, quindi devo investire sul territorio, e quindi presi dalla responsabilità dei figli che abbiamo deciso di partire commercialmente come Verdemondo e abbiamo messo in campo attività economiche importanti. Però adesso noi da febbraio di quest'anno abbiamo fondato anche una fattoria, quindi abbiamo una fattoria, un allevamento di polli ornamentali, e con il nostro lavoro di marketing ci siamo resi conto che riusciamo a fare arrivare un sacco di persone. E a noi quest'estate arrivava giù persone con la stampa del pollaio che volevano e con il posto dove andare a mangiare le vongole, con il posto dove andare a mangiare l'anguilla, e volevano sapere dove potevano noleggiare le biciclette. Quindi ci siamo resi conto in realtà, soprattutto in quest'anno, che noi abbiamo un territorio molto importante. Io quando vivevo a Londra o quando giravo in età scolare, dicevo che arrivavo dal Basso Polesine, e da un po' di tempo dico che vengo dal parco del Delta del Po. È una cosa molto differente, e noi abbiamo tantissimo qui. E approfitto proprio questa sera che abbiamo le amministrazioni locali di Rosolina e di tutti i paesi. Noi collaboriamo con varie realtà, lo abbiamo già fatto negli ultimi anni. Non ultimo saremo fra un paio di settimane a Padova, andremo a mettere un pollaio nelle scuole, e si può fare tanto con i bambini. Noi siamo stati all'asilo con lei, i bambini li marchiamo a fuoco quando portiamo un'incubatrice a scuola e facciamo nascere dei pulcini, li marchiamo a fuoco quei ragazzi lì, quindi gli diamo delle cose importanti. E con i bambini si può lavorare, con i disabili, si può lavorare con gli anziani, si può fare tanto con l'avicoltura. Noi adesso stiamo sviluppando un percorso di polli ornamentali, quindi in futuro tuteleremo anche le razze autoctone della provincia di Rovigo. Abbiamo la robusta maculata, la robusta lionata, la pepoi e la ermellinata di Rovigo, che proprio prende il nome da Rovigo. E qui in futuro cercheremo di tutelare queste razze, e sono sicuro che attraverso il marketing, attraverso le possibilità che ci dà oggi nel 2019 il web, riusciremo a incanalare un sacco di persone che verranno qui per vedere le nostre eccellenze. Il Verdemondo chiaramente metterà in campo le eccellenze nel campo avicoltura, e qui gli altri mettano il resto, il turismo, il buon mangiare e tutto quello che abbiamo di buono in questo territorio, che c'è tanto. Grazie Simone, grazie a Nicola, l'assessore, eccolo qua. Ecco la consegna da parte del sindaco a Verdemondo. Ancora una volta si sottolinea il fatto che bisogna fare rete e squadra, e loro lo stanno dimostrando, complimenti veramente.